dalla TG Sicilia le principali notizie. Truffa, corruzione e frode nella Liberty Lines, sequestri per 184 milioni alla compagnia di navigazione. Per 7 dirigenti disposto il divieto di dimora a Trapani e Milazzo e l'interdizione temporanea da incarichi direttivi. Arresti domiciliari da oggi per l'ex governatore Cuffaro, indagato insieme con altre 17 persone per associazione a delinquere, turbativa d'asta, corruzione. Il GIP respinge la richiesta di arresto per Romano. Valuta di chiedere il giudizio immediato il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno all'indomani della richiesta di rinvio a giudizio avanzata per lui dalla Procura di Palermo. Messina, allarme della Caritas e dell'ex garante per i minori, prostituzione, gioco d'azzardo tra giovanissimi, crack e altre sostanze stupefacenti già dagli 8-9 anni. A Catania i festeggiamenti di Sant'Agata nel 9° centenario della traslazione delle reliquie cominceranno a gennaio con alcune novità dedicate ai giovani. L'arcivescovo Renna bacchetta le candelore che fanno l'inchino. Oggi giornata internazionale delle persone con disabilità. A Palermo sport e opportunità concrete di inclusione e rispetto dei diritti. Cinema, un nuovo ruolo per l'attrice catanese Ester Pantano, psicologa nel film di Pio e Amedeo Oi vita mia, storia di convivenza tra giovani e anziani, con la partecipazione di uno straordinario Lino Banfi. Calcio, il Catania venerdì in campo al Massimino contro il Crotone. Toscano spera nel recupero di Raimo, intanto è corsa alla prevendita dei biglietti. Trapani, inchiesta sui trasporti marittimi in Sicilia, sequestro da 184 milioni alla Liberty Lines. Il GIP ha firmato 7 misure cautelari nei confronti di dirigenti e funzionari che rivestono un ruolo di vertice nella società di navigazione. Complessivamente sono coinvolti 48 indagati. Laura Spanò. Nuovo capitolo dell'inchiesta che scuote il sistema dei collegamenti marittimi siciliani. Su richiesta della Procura di Trapani, il GIP ha disposto misure cautelari nei confronti di 7 membri apicali della Liberty Lines, la compagnia trapanese che gestisce i collegamenti veloci con le isole minori. La misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo e l'interdittiva del divieto temporaneo di esercitare diritti di impresa è stata applicata a Alessandro Forino, Gennaro Cotella, Anna Alba, Gianluca Morace, Marco Dalla Vecchia, Nunzio Formica, Giancarlo Licari, confermato il sequestro preventivo delle azioni sociali e dell'intero compendio aziendale della società, valore 184 milioni di euro. Per gli inquirenti l'indagine ha accertato l'esistenza di un sistema fraudolento per ottenere contributi pubblici non rispettando i contratti di servizio e la convenzione ministeriale, accertate omissioni sulle avarie dei mezzi, sull'applicazione dei protocolli di sicurezza e sulla comunicazione delle criticità tecniche delle unità navali. Una dinamica, dicono gli inquirenti, che avrebbe consentito alla compagnia di continuare a ricevere le erogazioni previste con possibili ricadute anche sulla sicurezza dei passeggeri. L'operatività aziendale non si ferma, la società verrà gestita da un collegio di 3 amministratori giudiziari. L'inchiesta coinvolge 48 indagati, tra cui la società di navigazione siciliana. Da Trapani a Palermo per l'inchiesta sugli appalti, Cuffaro e da oggi ai domiciliari per corruzione. Identico provvedimento per l'ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti e per Antonio Iacono. Respinta la richiesta di arresto dei deputati Saverio Romano e Carmelo Pace e di altri 10 indagati. Marco Gullà.
Totò Cuffaro arrestato per corruzione, associazione a delinquere e turbativa d'asta. Il GIP di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della regione siciliana in merito all'inchiesta che lo vedrebbe a capo di un comitato d'affari che, secondo l'accusa, avrebbe deciso appalti, nomine dei vertici della sanità e truccato concorsi pubblici. Il GIP ha invece respinto la richiesta di arresto di Saverio Romano, deputato e coordinatore di Noi Moderati, e per l'onorevole Carmelo Pace. Oltre che per Cuffaro, i domiciliari sono stati disposti per Roberto Colletti, ex manager dell'azienda ospedaliera Villa Sofia, e Antonio Iacono. Siamo in viale Francesco Scaduto, a pochi metri dall'abitazione di Totò Cuffaro, oggi appunto ai domiciliari. Il GIP non ha disposto per lui l'utilizzo del braccialetto elettronico perché non ci sono condizioni tali da appunto imporre il costante monitoraggio per l'ex governatore, che però non può comunicare con l'esterno né avere contatti ovviamente con altri coindagati di questa inchiesta. Per l'ex braccio destro di Cuffaro, Vito Raso, il GIP ha invece deciso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per Mauro Marchese e Marco Dammone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la misura cautelare interdittiva del divieto per un anno di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridiche. Restiamo in argomento. Al centro dell'indagine della Procura di Palermo il cosiddetto comitato d'affari gestito, secondo l'accusa, dall'ex governatore DC Cuffaro. Fitta la rete di favori e scambi di denaro per aggiudicarsi appalti, nomine e vertici alla sanità e truccare anche concorsi pubblici. Giusy Lazzara. Un comitato d'affari che gestiva appalti, nomine di manager della sanità e concorsi truccati. Al vertice, secondo la Procura di Palermo retta da Maurizio De Lucia, l'ex governatore Totò Cuffaro, oggi arrestato ai domiciliari. Riavvolgendo il nastro si scopre una trama fitta di favori, incontri segreti e raccomandazioni. Sotto la lente dei magistrati sono finite tra l'altro la gara bandita dall'ASP di Siracusa e il concorso pubblico a 15 posti a tempo indeterminato per operatore socio-sanitario all'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo. Secondo la Procura, il direttore generale dell'ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, la cui nomina sarebbe stata sponsorizzata da Cuffaro, avrebbe fatto vincere la gara alla Dussman Service. Nel capitolo del concorso truccato sono coinvolti Roberto Colletti, ex direttore generale dell'azienda Villa Sofia Cervello, e Antonio Iacono, direttore del Trauma Center della stessa azienda. Colletti e Iacono avrebbero accettato promesse di favori, incarichi e sostegno politico da Cuffaro e Vito Raso, uomo di fiducia dell'ex presidente, per turbare il regolare andamento del concorso. Nell'ultimo capitolo dell'inchiesta erano finite anche somme di denaro che, secondo l'accusa, sarebbero arrivate dall'imprenditore Alessandro Veto tramite l'ex governatore Carmelo Pace, capogruppo della DC all'ARS, al direttore generale del Consorzio di Bonifica Occidentale della Regione Sicilia, per aggiudicarsi gli appalti. E arrivano anche le reazioni politiche. La DC ora abbia il sussulto di dignità e si dimetta in blocco dall'ARS, così il deputato regionale leader di Controcorrente Ismaele Lavardera. Ancora a Palermo si dice sereno e valuta di chiedere il giudizio immediato il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno all'indomani della richiesta di rinvio a giudizio avanzata per lui dalla Procura di Palermo. Maglio Viola. Accorciare i tempi al massimo e presentarsi davanti ai giudici per chiarire di non aver commesso alcun reato. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, non si scompone dinanzi alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata ieri dalla Procura di Palermo nei suoi confronti e non intende aspettare il GIP. Sarà lui stesso a valutare se chiedere di essere processato con il giudizio immediato. Si tratta di una procedura che abbrevia i tempi e salta la fase dell'udienza preliminare. In pratica l'imputato chiede il giudizio immediato, il giudice valuta se ci sono i presupposti e convoca direttamente la fase dibattimentale del processo, saltando una serie di passaggi. Una scelta che la legge assegna sia al pubblico ministero che all'imputato, ma difficilmente è proprio l'imputato a chiederla. Galvagno però ostenta sicurezza. Sto valutando anche quello che può essere un giudizio immediato. Questa è la posizione e siamo abbastanza sereni di poter dimostrare tutto quello che magari non siamo stati bravi a dimostrare prima, o comunque che avremo certamente voglia e bisogno, esigenza di poter chiarire quanto prima i fatti che sono rimasti contestati. Ricordo
ricordo che sono cadute tutte le utilità personali, non c'è nulla che riguardi la mia persona e mi auguro quanto prima di poter risolvere. Il motivo è chiaro: presiedere l'ARS con un processo pendente sulla testa non è cosa semplice e offre il fianco agli attacchi politici. Un peso che l'esponente di Fratelli d'Italia vuole levarsi velocemente nella convinzione di non aver nulla da rimproverarsi. E nel frattempo questa mossa tiene a bada anche le conseguenze politiche. Intanto a Roma il Senato ha approvato un decreto legge costituzionale che prevede l'incompatibilità tra la carica di assessore in Sicilia e quella di deputato della regione siciliana. Quindi se un deputato dell'Assemblea regionale è nominato assessore, viene sospeso dalla carica di deputato e gli subentra un supplente naturalmente della sua stessa formazione di maggioranza. Protestano le opposizioni. Ore di apprensione a Monte Pellegrino, in provincia di Palermo, per la scomparsa di un uomo. I carabinieri stamattina hanno trovato la sua auto senza traccia del proprietario. Alle ricerche che continuano stanno prendendo parte, oltre ai militari, vigili del fuoco e il soccorso alpino. Prostituzione e gioco di azzardo, crack e sostanze stupefacenti a bambini già di 8-9 anni. È un disagio giovanile crescente e allarmante. A Messina, evidenziato dai dati emersi durante l'audizione in aula consiliare dell'ex garante per i minori e del direttore della Caritas, Francesco Triolo. Si stanno registrando casi di bambini di 9 anni che hanno già assunto il crack, figli di genitori tossicodipendenti. Più che allarmanti le parole dell'ex garante per l'infanzia di Messina Angelo Costantino, adesso giudice onorario al Tribunale dei Minori, hanno un effetto shock. Droga, gioco d'azzardo, prostituzione minorile, temi affrontati nell'aula consiliare insieme al direttore della Caritas, Nino Basile. A Messina il 39% della popolazione studentesca ha assunto una sostanza illegale almeno una volta nella vita, il 28% lo ha fatto nell'ultimo anno, il 17% nell'ultimo mese. Lo spaccio avviene fuori dalle scuole, la sera a Piazza Municipi, Piazza Antonello, fuori della movida giovanile, e la droga si recupera anche sui social. Presso la Procura dei Minori, negli ultimi 10 anni i procedimenti sono passati da 183 ai 2200 di quest'anno, un aumento di oltre il 1000%. Abuso, maltrattamento, violenza privata, violenza assistita, abbandono scolastico. Abbiamo un aumento degli atti autolesionistici che raggiunge quasi il 30%. Abbiamo un aumento dei tentati suicidio che è intorno al 25%. E poi il gioco d'azzardo in aumento. Da uno studio della Caritas è emerso come su 1700 studenti dai 13 ai 20 anni il 68,5% ha giocato almeno una volta nella vita. Io mi chiedo dove questi ragazzi, per esempio, vadano a prendere i soldi necessari per giocare. E qui ci spieghiamo perché aumenta la prostituzione. Anche nelle sale bingo della nostra città c'è una prostituzione dentro i bagni delle sale. Il GUP di Palermo ha condannato 16 componenti di un'organizzazione che, secondo le indagini del commissariato di Brancaccio, avrebbe gestito una delle più grandi piazze di spaccio di crack, appunto, a Palermo, nel quartiere Sperone. A Ragusa ha arrestato un cittadino nigeriano per i continui maltrattamenti anche davanti alla figlia minorenne, alla donna con cui viveva. All'uomo imposto il braccialetto elettronico. A Palermo, ancora sotto shock, la donna picchiata e violentata dal marito, che le aveva pure bruciato il passaporto per impedirle di lasciare l'Italia. L'uomo arrestato per violenza aggravata. Voltiamo pagina. Catania ha presentato il ricco programma per i festeggiamenti di Sant'Agata. Questa edizione, in cui ricorre il 9° centenario della traslazione delle reliquie, riserva alcune novità dedicate ai ragazzi, e l'arcivescovo Renna punta il dito sulle candelore riverenti, cioè quelle che fanno l'inchino. Le terrei ferme 2 anni, dice Simona Mazzone.
La festa di Sant'Agata compie 900 anni e Catania si prepara a celebrare la sua santa patrona con l'evento più atteso dell'anno dalla città, immerso tra fede, folklore, passione e devozione. Novità delle celebrazioni 2026, dal 9 all'11 febbraio ostensione straordinaria del busto reliquiario dedicata ai ragazzi che potranno inoltre visitare il sacello, la celebre Cammaredda. Già a gennaio i primi appuntamenti e quest'anno il solenne pontificale di giorno 5 verrà concelebrato con il cardinale Mario Grech, vescovo emerito di Gozo. Monsignor Renna, che ha già commissariato circoli e associazioni, assicura sul Fercolo vige un rigido protocollo e punta il dito sul fronte delle candelore. Quando ci sono delle persone che ad un certo punto si macchiano di alcuni clamorosi errori, come quello di passare per alcune strade, fermarsi davanti ad alcune case o ad alcuni bar, allora la candelora deve stare ferma, e su questo ci siamo proposti con il Presidente del Comitato di essere più severi. Per me si dovrebbe fermare addirittura per 2 anni. Tra le iniziative collaterali, il concerto del 2 febbraio al Teatro Bellini, dove si esibirà la banda dei Carabinieri con 70 orchestrali e il cui ricavato servirà per ricostruire la biblioteca dopo l'incendio doloso alla scuola Pestalozzi. La festa per noi significa creare sempre quell'atmosfera di coesione, infondere buone prassi per far comprendere che tutti siamo parte di quella città che dobbiamo sostenere e dobbiamo aiutare. Come sempre Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web seguiranno in diretta tutti i momenti più significativi della festa. Ancora a Catania arrivano nuovi alleati per tenere pulito il centro storico. All'opera 2 sofisticati mezzi in grado di risucchiare, vedrete, carta, plastica, lattine e pure le cicche di sigarette. Tonino De Mana. Un potente aspiratore a 3 ruote con un filtro di carta speciale per risucchiare rifiuti, carta, bicchieri di plastica, lattine e persino cicche di sigarette. Per tenere pulito il salotto buono di Catania, in particolare tra Piazza Duomo e Piazza Università, la Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'Ottocentro, mette in campo altri 2 mezzi sofisticati, capaci di offrire un servizio più efficiente e a basso impatto ambientale. Il macchinario serve alla pulizia e alla sanificazione dei cestini portarifiuti e alla rimozione delle deiezioni canine. Si chiama Glutton ed è all'opera da pochi giorni per la soddisfazione dell'assessore all'ecologia Pesce. Ore notturne ovviamente si manterrà lo spazzamento meccanizzato con i mezzi, e questo è un servizio diurno che servirà per mantenere appunto pulita le zone pedonali, molto efficace, e ovviamente mi dicono che tecnicamente un macchinario di questi vale almeno 5 operatori manuali. Il resto lo dovranno fare i cittadini, perché l'impiego di Glutton anche e soprattutto dipende da loro. Probabilmente sarà un incentivo di sensibilizzazione per il cittadino, che non dovrebbe buttare a terra carte, cartacee, cicche di sigarette, ma eventualmente utilizzare i cestini che si trovano dappertutto. La sfida per una città più pulita è lanciata. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo dunque su Telecolor alle 14.30 con Trantino. Oggi giornata internazionale delle persone con disabilità. A Palermo, a Villa delle Ginestre, sport, diritti e inclusione. Marco Gullà. Dal badminton alle bocce, poi tennis tavolo, scherma, atletica leggera, calcio balilla e tiro con l'arco. Le Olimpiadi Paralimpiche nella giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Siamo a Villa delle Ginestre a Palermo, diventata per un giorno il cuore dell'inclusione, grazie anche alla collaborazione dell'ASP di Palermo. Questa è una giornata di festa, di inclusione, di apertura, per dire che questa struttura è una struttura dell'ASP fortemente evocata all'inclusione, alla riabilitazione, alla presa in carico precoce, ma anche punto di incontro. Ed eccoli qui, i tantissimi atleti che oggi hanno preso parte alle diverse attività sportive. Questo ragazzo sta giocando a badminton. Certamente ci vogliono
giorni di allenamento, però è anche uno sport molto facile, aperto a tutti, sia da quando si è piccoli sia agli over 80. In tanti si dilettano nel gioco delle bocce. È un gioco semplice, sì, assolutamente adatto a tutti. È una giornata che apre le porte a tantissime persone e può dare veramente opportunità a chiunque di partecipare. All'esterno della struttura disponibile invece un simulatore di vela per avvicinare i partecipanti a una disciplina sempre più accessibile. Cinema adesso un nuovo ruolo per l'attrice catanese Ester Pantano, che veste i panni di una psicologa nel nuovo film di Pio e Amedeo, Oi vita mia. Non solo il registro comico in una bella storia di convivenza forzata fra giovani e anziani. Roberta Lunghi. C'è un modo in certi sguardi di raccontare una storia senza bisogno di parole. Ester Pantano lo fa con quella luce che appartiene agli artisti capaci di essere radici e vento insieme. L'attrice catanese è tra i protagonisti di Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo, un racconto che unisce ironia e malinconia nella singolare e forzata convivenza tra giovani e anziani. Solo insieme potete fare qualcosa di unico, unire giovani e anziani, ricordi e sogni. Sullo sfondo l'Alzheimer, l'amicizia e le radici. Sono una psicologa che si occupa di ragazzi che hanno delle difficoltà o che vengono da background un po' complessi, e la sfida è stata essere un po' lo sguardo da fuori e probabilmente anche lo sguardo del pubblico. Viene pure Papa Francesco dopo? No, è già andato Papa Francesco. La partecipazione straordinaria di Lino Banfi permette di toccare con delicatezza il tema dell'oblio legato alla malattia. Racconta di cosa è stata l'esperienza sua rispetto all'Alzheimer e di cosa vuol dire cercare di raccogliere, ma soprattutto non accettare la dimenticanza degli altri rispetto alla memoria, perché in un certo senso è come se fosse dimenticare, non avere più testimoni della propria esistenza. Carismatica e credibile sempre, dal piccolo al grande schermo al teatro, da Suleima a Jessica Matarazzo, a Trisina Cicero nella Mossa del Cavallo, fino al potente ruolo di Francesca Morvillo, e reduce dalle riprese dell'Insabbiato girato a Catania. In attesa di rivederla, in veste di autrice e interprete per un omaggio alla forza delle donne proprio nella sua città, Ester il Sud che ama tanto lo ha respirato nel film di Pio e Amedeo. Complimentissimi a Ester Pantano, è il momento della nostra pausa, poi il calcio con il Catania che attende la gara di venerdì al Massimino contro il Crotone, con uno sguardo all'infermeria. State con noi, vi aspetto. Calcio verso Catania Crotone, va avanti a pieno ritmo la prevendita, mentre il tecnico toscano guarda all'infermeria. Francesco Triolo. 48 ore alla sfida contro il Crotone, al Massimino, e l'attenzione dell'allenatore del Catania Mimmo Toscano è rivolta anche all'infermeria. Una buona notizia arriva dal possibile ritorno anticipato di Raimo, che potrebbe essere iscritto nella lista dei convocati per il match di venerdì sera. Quindi si pensa a Simone Pieraccini alle prese con la lesione del flessore della coscia sinistra rimediata a Casarano. Il difensore sta lavorando e spera di recuperare quanto prima. In tema di assenze, Toscano dovrà fare i conti con altri nodi. Intanto è arrivato il turno di squalifica per Di Tacchio, giunto alla quinta ammonizione, e poi si resta in attesa del responso degli accertamenti per Donnarumma, uscita a gara in corso contro il Picerno. È stato costretto a ricorrere all'operazione invece Emanuele Ciccerelli, niente terapia conservativa, quindi come ipotizzato nell'immediatezza dell'esito degli esami che hanno evidenziato la frattura del malleolo tibiale e una lesione dei legamenti della caviglia destra. L'attaccante, infortunatosi con illatina, è stato sottoposto all'intervento chirurgico di stabilizzazione eseguito in artroscopia a Villa Stewart a Roma dal professore Forconi. Sebbene l'intervento chirurgico serva ad accorciare il percorso, sono inevitabilmente lunghi i tempi di recupero del giocatore, che dovrà restare lontano dal campo per diversi mesi. Così contro il Crotone occorre che Toscano debba rivedere tanto, soprattutto in mediana, dove Quaini è più di un'opzione. Sul fronte prevendita si registra un'accelerata, esaurita la curva nord, restano pochi tagliandi disponibili in curva sud e bassa la disponibilità anche in tribuna A.
Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie. Vi ricordo il TG di Telecolor alle 14 e alle 14.30 il sindaco di Catania Trantino con i vostri WhatsApp in diretta. Buon pomeriggio.